Va ora in onda la rassegna stampa. Lo so, voi ci siete, ma domani chi lo sa, Tu dici che tocchiamoci immediatamente. No, so benissimo che oggi per molti è l'ultimo giorno di lavoro. Vedo lo sguardo furbetto, nel vostro faccione. Beh, ci sta, Siamo al 19 dicembre, la prossima settimana ci porta il Natale, ma noi resteremo sempre qui, non ce ne andremo, vi terremo compagnia anche a Santo Stefano, Sammy Varin sarà in diretta con la non rassegna stampa, che proprio non sarà una rassegna stampa perché non ci sono i giornali, ma noi ce li inventeremo, pure quelli. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno. Oggi voglio cominciare con le tradizioni. Le tradizioni nelle innumerevoli chat in cui mi avete inserito, bastardi, c'è anche questa segnalazione bellissima che ci parla del Natale di un tempo, del Natal d'una volta. Ve la faccio ascoltare, è in dialetto, fa niente, è minimo, ci piace proprio perché è in dialetto. Senti. Natal d'una volta. Metteumi in ca la punta d'un pin, in cima a una stella e sotto un bambino. Un aster d'argent e tre ballonit, la neve de bombas e quattro remit. Se che era un fiolet per far resta bon, attaccavano sull'albero narans e bonbon. E dopo dicevano, fa il bravo bambino, è un gran bel regalo, è il vecchio del cammin. In giro per la strada suonava la piva, e il prete ca per ca e il me benediva. E grazie al pustè, e grazie al Signore, almeno un dia l'anno mangiamo un de jour. E adesso che è Natale, è ormai tutti i dì, al santo bambino è sempre così di. Il problema è che il nostro regista, buongiorno Simone, non ha capito una parola. Questo è il problema, capisci? E ormai non si parla più dialetto, e se lo parli, dai, non ti vergogni, Meglio un bel Maranza che ti parla mezzo marocco, mezzo italiano, mezzo francese. Santa polenta, siamo così ridotti. Ma per fortuna c'è Radio Libertà, per fortuna c'è Sammy Varin, per fortuna ci siete voi, cari ascoltatori. Dai. Sta per partire la nostra non rassegna stampa, signori, dopo i gattini. I gattini ancora una volta criticati persino da mia moglie Marta, ha detto inaccettabili, Perché noi abbiamo una casa piena di gatti, capito? Però sentirli alle 7:27 del mattino, e invece io ho giustificato, chiaramente mi sono arrampicato sui vetri dicendo ma no, è l'irriverenza verso i quotidiani, verso il potere economico e di informazione, e noi siamo spiritosi verso questo potere e lo prendiamo in giro. Che poi è quello che faccio veramente io, signori, non faccio una vera e propria rassegna stampa, cerco di mettervi sul tavolo gli argomenti scherzando, ridendo, prendendo in giro destra e sinistra e sorridendo di questa esistenza che pur ci deve far sorridere ogni tanto. Certo, insopportabili, lo so, anche il nostro regista Simone dice questo, Davvero una tortura, dice qualcun altro, mi fa piacere. Io sono per rimettere il va pensiero, I vecchi ascoltatori di Radio Padania avevano il va pensiero, ai tempi anche ogni ora andava, Simone, ogni ora andava il va pensiero. C'era uno dei capi della Lega ai piani di sopra, un certo Stefani, non l'attuale, chiaramente presidente del Veneto, ma un altro molto più arrabbiato, che lo voleva ogni ora il va pensiero, anche Bossi chiaramente. Poi siamo riusciti a dilazionarlo, lo mandavamo un po' meno, e poi è rimasto solo alle 7:25 del mattino. Io sono per rimettere il va pensiero, ok? Non nella versione originale, ve l'ho fatta sentire qualche mese fa, un bravissimo pianista l'ha rifatta, è assolutamente eccezionale secondo me, però capisco che l'irriverenza dei gattini
ci stia bene, dato poi il fatto che la rassegna stampa l'hanno pestata in mano al sottoscritto Sammy Varin e quindi siamo più irriverenti che mai, irriverenti anche verso noi stessi. Bene, anzi male, e direi che ci tuffiamo subito augurando buon Natale a chi mi ascolta ancora 10 minuti e poi spegne tutto perché va a lavorare, ma è l'ultimo giorno di lavoro e quindi tranquilli, ci risentiamo quando? Il 7 gennaio, mamma mia ragazzi, ci saremo ancora, no? Perché sentire la nostra maga astrologa, ne succederanno di tutti i colori nel nuovo anno, fin dai primi giorni, dice lei, pissi pissi bau bau. Allora, novità della notte, non c'è ancora su tutti i giornali, o anzi, cioè non c'è proprio, però l'idea comunque era già quasi arrivata. Nella notte è stato trovato l'accordo, altrimenti non se ne andavano più. 90 miliardi arriveranno in prestito a Kiev, ok? Quindi non tocchiamo i soldi russi, mica che poi si incazzino, che li si arrabbiano facilmente, ma li facciamo un prestito a Kiev, tanto ce lo ridaranno sicuramente. Salta quindi l'uso degli asset russi. Meloni soddisfatta, prevalso il buonsenso. Vi dico subito che su gran parte della stampa, ma in particolare su Repubblica quest'oggi, cioè si parla solo di Lega e solo di Salvini, nel senso che noi siamo diventati i rompicoglioni di questo governo. Allora, se da una parte io sono contento perché stiamo portando all'attenzione del governo tutte quelle che sono state le vostre segnalazioni sulla manovra, ma non soltanto di questi mesi, le segnalazioni di voi ascoltatori che mi state scrivendo anche adesso sui gattini al 340 67 09 659, queste segnalazioni le abbiamo portate al governo ed effettivamente, cioè adesso vi faccio vedere, perdonami, guarda la prima pagina del Sole 24 Ore, pensioni, è scontro tra governo e Lega. Cioè ancora un po' e nominano gli ascoltatori di Radio Libertà rischio retrocessione per incentivi 5.0. Vi leggo, legge di bilancio, previdenza, caos al Senato, via i tagli ai riscatti di laurea, ma resta la finestra lunga. Giorgetti, possiamo cambiarle quando si vuole, ben prima del 2033. Qual è il problema? C'è il solito problema di coperture, ok? Quindi bisogna stare larghi in questo senso, poi ora che arriva al 2033, quando scatterebbero le brutte cose, cambiamo tutto. Chiaro che questo dà adito all'opposizione a sparare a zero, è minimo, e oggi infatti la Fornero a go sui giornali di sinistra, ma anche, te l'ho detto, anche Salvini, anche la Lega. Poi la soluzione di Salvini ce l'ha fatto tornare duro, ma tantissimo politicamente, of course, e siamo pronti a riapplaudirlo ministro dell'interno. Anzi, già che siete ancora addormentati, me lo fate un messaggino su Salvini, ministro dell'interno, che lo odiate o che lo amiate? So che c'è un pubblico che mi ascolta anche per affetto, affetto, voce del verbo affettare, i vecchissimi ascoltatori di Radio Milano Caponord, di Via Radio, di Radio Kiss Kiss Italia, di Radio Italia anni 60, le poche radio dove sono passato, perché io sono uno che si affeziona alle radio, non mi piace fare 2 mesi qua, 2 mesi là, però dal di là del fatto che siate leghisti o meno, mi fate un messaggino al 340 67 09 659 se vi piacerebbe un Matteo Salvini che torna a fare il ministro dell'interno. Secondo me piace sta cosa. Chiaro che adesso sta facendo benissimo le infrastrutture, li fa incazzare tutti ugualmente perché rompe i coglioni, deve andare a lavorare, deve lavorare lui, ma devono soprattutto lavorare gli altri, quelli che finora le infrastrutture li vedavate in giro. Dai, quando c'è da coprire una buca, uno che lavora e 3 o 4 intorno che guardano, ma sono le leggi, varin varin, varin varin, diceva la mia prof di matematica quando mi interrogava. Il governo cancella il taglio ai riscatti di laurea, ma mantiene l'allungamento progressivo delle finestre dal 2032. E alla Lega, che chiede di abolire tutto il pacchetto previdenziale, il dietrofront a metà dell'esecutivo non basta.
che fa un po' ridere perché la Lega è all'esecutivo. Sui crediti d'imposta, le imprese in lista d'attesa per transizione 5.0 rischiano la retrocessione al vecchio piano 4.0. Fatto sta, signori, lo sapete benissimo, andremo avanti anche durante le feste, ma è normale, la finanziaria si fa, è una finanziaria di festa, e quindi si lavora fino al 31. Oh, non fosse mai successo in passato di lavorare fino al 31. C'è una bella notizia sulla rottamazione, invece, si tagliano gli interessi, il tasso sulle 54 rate scende al 3%, non più al 4%. Certo, noi preferivamo il 2% come era finora, però sai, tutte ste menate della BCE, i tassi, tagli, che uno dice ma tassi, tagli, però tutto aumenta. Com'è questa cosa che tutto continua ad aumentare? Se lo chiede Repubblica sul sito, il prezzo del gas scende, ma le bollette sono più alte del 40% sul 2020, capito? La stessa cosa sui mutui, ragazzi miei. Cioè i tassi scendono e speriamo adesso ancora, ma la BCE vorrebbe salire, ma il mutuo continua ad aumentare, un po' come i prezzi della benzina, hai capito? Cioè, ma è possibile che non si riesca a trovare una soluzione su questa cosa? Bah, vi vedo belli potenti, bravi, continuate a scrivermi 340-6709-659, d'altronde la nostra è l'unica rassegna stampa col compendio degli ascoltatori. Io tra un quarto d'ora leggerò i vostri messaggini. Subito chiaramente cominciamo, oltre appunto alla notizia del giorno per cui daremo un bel prestito all'Ucraina, e sarà un prestito chiaramente a tasso zero, perché adesso i tassi li paghiamo solo noi persone normali, tasso zero, quanti miliardi non voglio neanche capirlo. Soprattutto io nella mia stupidità mi chiedo ma come mai faranno poi a ripagare queste cose, però bisogna aiutarli, è giusto, no? Cioè, umanamente siete un po' voi, anche voi francescani, dobbiamo farlo, è giusto farlo. Chiaramente cominciamo con i quotidiani di parte, perché la notizia che vi ho dato ieri a quest'ora, e qualcuno è andato anche fuori strada in auto perché era una notizia veramente pazzesca, signori, riguarda Askatasuna, ragazzi, amici torinesi, avete una rottura di palle in meno, sto scherzando assolutamente, c'erano dentro anche i gatti, la vecchietta che fa il caffè, cioè c'è il rovescio della medaglia, c'è anche un'Italia solidale in questi posti. Il problema è che appena ti giri ti distruggono tutta la città, e non va bene questa cosa. Fatto sta, il manifesto, eccolo qua, in centro pagina: le mani sulla città, 6 attivisti e 2 gatti trovati senza permesso nei locali di Askatasuna bastano alla polizia per sgomberare e murare lo storico centro sociale di Torino. Piantedosi esulta e rivendica, il comune ferma il percorso di inclusione, poi arrivano gli idranti, con chi dissente non si parla. Ecco il manifesto di oggi. Le mani sulla città. Il quotidiano comunista chiaramente difende Askatasuna, e un pochino lo difendiamo anche noi, ma ci mancherebbe altro, la vecchietta che fa il caffè e il povero negretto che viene aiutato tutti i giorni, cioè delle cose bellissime, capito? Però parallelamente la distruzione della città, la violenza verso la polizia e non soltanto, e soprattutto questi hanno osato entrare nella sacra redazione del quotidiano La Stampa. Come hanno osato? Soprattutto sbagliando giornale, perché La Stampa è quella che solitamente, non dico che li difendeva, ma insomma strizzava l'occhio, quindi erano ubriachi, qualcuno dice. Vabbè, togliamogli l'alcol, solo birra analcolica, che è buona. Io ultimamente sono no alcol, sto diventando musulmano. No, veramente i musulmani bevono ancora più di noi, ma fatto sta che mi piace la birra analcolica, la amiamo. Se qualcuno di voi, appunto, oltre al panettone, al pistacchio, ha una birra analcolica più buona delle altre, io sono diventato un commerciante di birra analcolica. Una birra analcolica, vieni qua. Allora,
in taglio alto, sono sempre sul quotidiano comunista Il Manifesto. Il governo punta sull'industria bellica. Nella manovra la conversione della produzione civile e il commercio di armi. Chiaramente bisogna trovare la frasettina giusta che piaccia a tutti quanti, e nella frasettina giusta che si è trovata per dare soldi all'Ucraina gli si dà un po' di tutto, capito? Cioè non vengono nominate le armi ma anche gli aiuti ai civili, ad esempio un aiuto a 360 gradi. E così forse potrebbe andare? Non lo so, chiaramente signori, stiamo tirando la corda, ve lo dico io, l'avete capito, sono appena un po' leghista, stiamo tirando la corda e ci stiamo facendo notare, si iniziano a girare tutti quanti verso di noi, e lo sapete, la prossima frase che dicono, ma io me l'aspetto, Mago Varin, d'altronde ho uno studio di cartomanzia al pomeriggio con Simone, lui mi fa da rappresentante proprio fisico, va in giro porta a porta dicendo carta, fare carte, buone, perché poi se fai il marocchino riesci a vendere meglio queste cose, sono prodotti difficili anche. Ma che cacchio sto dicendo? No, mi ha colpito Simone che mi ha chiesto dell'alcol per disinfettare il suo orecchino, e da quel momento, Simone, io non ho più capito niente, te lo dico chiaramente, perché l'ultimo che avevo visto con l'orecchino era il giornalista di Repubblica, Pucciarelli, si chiama così se non erro, che compare in tutte le trasmissioni di destra, e che ne ha 2 di orecchini, proprio come i tuoi, capito? Proprio, ma belli, tu ne hai solo uno. E mettine anche un altro, dai, ma scusa. Viva gli orecchini, giuro l'avrei voluto anch'io quando ero piccolo, mio padre mi avrebbe cacciato di casa. Io sarei stato uno sbandato, già adesso non è che vado drittissimo e sarei vissuto per strada, eccetera, quindi non mi ha fatto mettere l'orecchino. Papà. Bene, stiamo perdendo tempo. Grazie a chi mi sta scrivendo al 34067096659. Pepe in culo mi volete mettere anche a me? E io me lo metto, d'accordo? Che delizia e che tormento. No, volevo stare ancora sui giornali di sinistra, perché insomma la notizia di quest'oggi è lo sgombero di Askatasuna. Lo Stato mostra la faccia feroce. Così il quotidiano L'Unità. Ok? La faccia feroce, che a noi piace tantissimo, la faccia feroce con quelli che non rispettano le leggi, ti pare? Cioè, mi sembra il minimo. Il Secolo d'Italia ci scherza a scata vuota, ok? Il Riformista, più sicuri, più liberi. Bene, fammi vedere qualcosa d'altro, dai. Tira, no, ma non gli hanno dato grave importanza. E poi vabbè c'è Libero che scrive stato di pulizia, non polizia, capito? E si vedono gli idranti che fanno volare tutto quanto e ci ricordano tristemente quel giorno a Trieste. Torino sgomberati gli amici del PD, scrive oggi il quotidiano Libero, che si candida a essere chiaramente tra quelli papabili per comprarlo. E dai, almeno un quotidiano alla settimana. Torniamo a leggere, signori. Oggi la Fornero sulla Stampa dice che lei la compra ogni giorno, il cartaceo, compra sempre la Stampa. Brava Fornero, tutta contenta chiaramente perché la sua legge non si riesce a toccare. D'altronde non facciamo figli, è un casino, ragazzi, è un casino con le pensioni, è inutile che ve lo dico io, e adesso non siamo qui a incolpare il povero Giorgetti, lui è bravissimo. È chiaro che a lungo termine ci devono essere dei cambiamenti, e tutti noi che non siamo ancora vecchissimi ma che ci mancano magari quei 6-7 anni per andare in pensione, e un pochino siamo preoccupati, capito? E nello stesso tempo forse è meglio non pensarci, e dici cosa stai a pensare alla pensione, dai. Senti, no, oggi lo facciamo strano. Oggi voglio partire con Repubblica. So che avete un sospiro negativo, però Repubblica è quella che parla di più di Lega, di Salvini, chiaramente ne parla male, però ti fa capire come
siamo additati davvero da tutti, sia dall'opposizione che dallo stesso governo, perché stiamo rompendo le scatole al governo su molti argomenti riguardo ad esempio a questa manovra e che a nostro parere non andavano bene e vi dico di più, visto che da tanti anni sono in questa radio ad ascoltare, perché a me piace parlare, a volte esagero, dico cose brutte e poi chiedo perdono a Gesù e a tutti quanti, ma io soprattutto ascolto, leggo i vostri messaggi al 340-6709-659 e ho questa fortuna bellissima di lavorare in una radio che non è muta e non è non ascoltata, ma al contrario parla e ascolta e viene ascoltata da politici di ogni rango, da quelli consiglieri comunali a semplici simpatizzanti di una, speriamo, buona politica, a quelli più importanti che lavorano al governo, che magari non te lo dicono che ti ascoltano, ma che ti ascoltano o vengono a sapere che cosa dici. E io leggo i vostri messaggi, le vostre speranze, le vostre proteste, le vostre incazzature, che poi arrivano ai piani alti, arrivano fino a Roma al governo. Per cui io mi crogiuolo in questa bellissima situazione di trade union tra la cittadinanza e la, io dico ancora, spero, buona politica, ok? E Repubblica chiaramente in questo momento ci fa d'altoparlante facendo capire che la Lega ne sta combinando di tutti i colori, cioè che non va d'accordo con il governo, ma la Lega è al governo, capito? Questa è la discrepanza, panza, eccola qua la panza. Dietro fronte sulle pensioni, caos nella maggioranza, scrive oggi Repubblica in apertura. Salvini impone a Meloni la cancellazione della stretta sui riscatti di laurea. Sai in quanti che mi avete scritto in questi giorni? Dopo una notte di tensione, il pacchetto previdenza stralciato dalla manovra. Salvini impone a Meloni la cancellazione della stretta sui riscatti di laurea ai fini pensionistici, ma il dietrofront non spegne il caos nella maggioranza. Nella notte la Lega annuncia infatti che non intende votare l'altro discusso emendamento che allunga le finestre di uscita e alla fine, dopo ore di tensione, ottiene lo stralcio dalla manovra dell'intero pacchetto previdenziale. Chiaramente di spalla oggi chi intervista chi? Il quotidiano Repubblica? Chi? Dai, ce la fate, lo state già pronunciando. Fornero è lei, la realtà più forte della Lega. Sono più amareggiata che soddisfatta. Elsa Fornero, ex ministro del lavoro e artefice della riforma previdenziale del 2011, quella che la Lega voleva cancellare. È netta nel commentare il gran pasticcio delle pensioni. Ma perché? Perché non facciamo più figli, perché la sua riforma è intoccabile e la situazione sta peggiorando. Un fallimento quello della Lega? Aspetta a me ragazzi, che l'abbiamo promesso questa cosa, prima o poi ce la si fa. Siamo su Repubblica, prima pagina, ci resto perché c'è anche soltanto un riquadro, ma con l'immagine frizzata di quello che è successo con la polizia e il centro sociale, sgomberato a Scatasuna, rotto il patto con la città, ha detto così il sindaco Pidino di Torino. Siamo sempre in prima pagina su Repubblica, di spalla a sinistra, asset russi, trattativa ad oltranza, Europa divisa sul prestito a Kiev e rispunta l'ipotesi di debito comune, fatto sta che alla fine sti soldi glieli prestiamo, ma certo, tanto poi prima o poi ce li ridanno. Sempre su Repubblica la terribile notizia, questa bellissima ragazza di 20 anni uccisa dalla gara tra Porsche, tra Asti e Cuneo. Robe veramente da pazzi, da pazzi.
Andiamo all'interno di Repubblica, signori, perché come vi dicevo, in ogni pagina si parla di Lega, si parla di Salvini e la cosa ci piace moltissimo perché vuol dire che la Lega si sta dando da fare a più non posso. È chiaro, rischiamo di essere sbattuti fuori dal governo, lo dico, è un allarme che voglio lanciare da via Bellerio, sono qua, ma se fossimo sbattuti fuori probabilmente in molti ci applaudirebbero, non soltanto da destra, ma anche e soprattutto da sinistra. Manovra muro della Lega e il governo stralcia la stretta sulle pensioni, scrive Repubblica, pagina 2. Il MEF annulla la penalizzazione dei riscatti della laurea, ma non basta. Ciriani, le norme spostate in un decreto la prossima settimana. La vignetta di LK, di chi è la colpa del ridicolo caos sulle pensioni? E la Meloni che si chiede, di che babari? I comunisti? Boh, e Salvini dice i migranti? Quello stupido di Joe Biden. Ma in realtà chiaramente Giuseppe Colombo nel suo articolo scherza, mica tanto, che siamo arrabbiati con Giorgetti, pure lui della Lega, con qualcuno all'interno del MEF o del PEF, del ZEC, che magari è stato messo lì proprio anche quello dalla Lega, e quindi insomma siamo arrabbiati con noi stessi. Di chi è quella manina famosa? E nella pagina dopo c'è la Fornero che ti risponde: Giorgetti lo sa, manine non ce ne sono, la realtà piega la destra. In storica intervista per giocarci a freccette proprio con Elsa Fornero oggi su Repubblica. La misura che penalizza il riscatto degli anni di laurea è un'assurdità, una vera follia. Hanno preso atto che la controriforma della mia legge non si può fare, i numeri parlano. Se la destra vuole posticipare l'età pensionabile, lo faccia a viso aperto. Imperdonabile questa intervista con la Fornero a pagina 3 di Repubblica. C'ho la lacrimuccia che scende, ma adesso me la fermo. C'è una buona notizia sulla rottamazione leggera. Anche qui abbiamo accolto, io lo sapete, continuo a scherzare, sono ironico con questa rassegna stampa, ma abbiamo raccolto un'altra volta vostra istanza sulla rottamazione quinques, la rottamazione leggera, interessi giù al 3%, perché qualcuno, un'altra manina, sicuramente non della Lega, li voleva portare al 4%. Allora, prima erano al 2%, farli al 4% per chi paga le rate mi sembrava una pazzescata, anche perché adesso sta scendendo tutto quanto, in banca non ti danno più niente di interessi e noi siamo al 4%. Mediazione sui compensi dei professionisti, questo in taglio basso. A proposito di cartelle esattoriali ancora, il tasso applicato sugli interessi, ok, questo ve l'ho detto, la riformulazione del governo, ma è una vittoria politica della Lega, come confermano le dichiarazioni dei senatori presenti in commissione. Nonostante chi sosteneva che avremmo aiutato gli evasori, la Lega ha ottenuto una grande vittoria: aiutare i cittadini onesti che hanno più bisogno, mettendo le basi per la pace fiscale. Sarà possibile estinguere le cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 2023, pagando l'imposta richiesta senza sanzioni ulteriori e con rate fino a 9 anni. Ok? Mi devo fermare, c'è la pausa. Le urne del referendum rimarranno aperte solo la domenica. Non è che si voleva spostarlo, anticiparlo, eccetera. No, si voleva decidere se farlo in 2 giorni o in un giorno solo. Lo facciamo in un giorno solo, una sveltina. Ci fermiamo, signori. Buon Natale, scrivetemi 340 6709 659. Ora un pezzo fortissimo, è in tournée anche in questi giorni, del grande pianista italiano Matthew Lee. Amici, è con questo maglione che voglio augurarvi buon Natale quest'anno. Poi tra l'altro, prima di vederci in tour, voglio anche regalarvi una canzone. Eccola. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops
Listen, and children, children, listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children, children listen to hear sleigh bells in the snow. I am dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Sì, è un pazzo pianista italiano. Matthew, scritto Matev con 2 T e l'H, Matev Le. The Christmas Song, questa sera suona ad Ascoli Piceno, nelle Marche, la sua terra, e a Santo Stefano suonerà al Parioli di Roma. Signori, dopo essere passato dal Blue Note di Milano e non sono neanche andato ad ascoltarlo, che vergogna, mi vergogno come un ladro. WhatsApp al 340 09 659, comunque la si consideri, va dato atto alla Russia che nella sua storia nessun leader ha mai avuto la balzana idea di conquistare il mondo, né tantomeno l'Europa. Lo stesso Stalin, che non era uno stinco di santo, anzi si è fermato alla cortina di ferro. Finora i pazzi al potere, dalle folli e smisurate ambizioni, li ha partoriti purtroppo proprio l'Europa. Vedi Napoleone prima e Hitler poi, a quei tempi uno alla volta e uno per stato, adesso l'intero manicomio dell'elite europea, von der Leyen, Macron, Starmer, Merz. Interessante meditazione di Maico. Va pensiero cantato. Questo vuole il va pensiero cantato, quindi mica soltanto col piano. Oh, e vedi, adesso ho lanciato ancora il referendum sui gatti e vi state dividendo proprio come la Lega al governo in queste ore. Viva i gatti! Mi scrive invece quest'altro. Proposta: eliminiamo le pensioni per supportare l'Ucraina. Tiè, giusto 90 miliardi regalati, così oltre ai cessi d'oro si faranno pure le maniglie. Oh ragazzi,
ragazzi, oh, ma come siete cattivi. Buongiorno Sammy, mentre ieri si buttava fumo negli occhi per celebrare Salvini, gli agricoltori erano a Bruxelles per fermare gli euroinomani parassiti che oltre a far danni vogliono la nostra miseria. Adesso ne parliamo del Mercosur. Ma più grave ancora, si arrogano il diritto di iniziare una guerra già persa in partenza, supportando uno Stato che non fa parte dell'Unione Europea né della NATO, senza nessun trattato che possa giustificare i soldi donati senza interessi. A noi poveracci il fardello senza neppure poter sparare un colpo a chi so io. Il 70% degli italiani non è mai stato d'accordo con questi dementi. E voi ascoltatori, scrivetemi 340 6709 659. Sammy, i gattini sono sacri ai Maranza e anche a me. Salvini santo subito agli internati, saluti. Salvini santo subito, gattini sacri. I gattini, lo dico per chi giustamente dice ma cosa stanno dicendo questi, sono completamente impazziti in via Bellerio. È la sigla della rassegna stampa che mettiamo alle 7:27 ogni mattina. È un pezzo di Rossini, e ogni tanto anche Rossini ha avuto i suoi problemi, che fa miau miau miau, va avanti a miagolare, ok? Non l'avete mai sentito? Scrivete su YouTube Rossini Gattini. E chiaramente l'ha scoperto il nostro Giulio Gainarca con la sua cultura classica. Solo lui poteva scoprire una roba del genere e la usiamo come sigla della rassegna stampa perché è irriverente verso tutta quella che è la multimedialità di oggi, che ti imbroglia, e noi cerchiamo di sbrogliare l'informazione. Buongiorno Sammy, ieri un clandestino ha danneggiato il presepe sotto il palazzo della Loggia a Brescia e poi ha aggredito gli agenti. Come dicevi, sarebbe bello riavere il nostro capitano al Viminale. Vero Daniel? Sì, ne parliamo tra pochissimo perché oggi ne parlano parecchi giornali. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Ciao Sammy, sono Valtteri, hai richiesto Salvini, stia dove stia, l'importante è che il governo di destra faccia un governo di destra e magari abbassi le tasse a chi guadagna poco più di 50.000 euro all'anno, monoreddito, tanto per dire. La seconda cosa, agli oligarchi russi gli hanno bloccato i soldi, ma agli oligarchi ucraini non gli si potrebbero prendere i soldi, visto che sono mega miliardari, e pagare la ricostruzione del, tra virgolette, loro paese, perché mi sembra che lì gli idraulici montino i cessi d'oro. No, forse ho capito male. Ciao Walter. Bravo. E gli oligarchi ucraini che ne facciamo? Niente, non si può neanche toccargli la barchetta, anzi sono lì che la tengono pulita ogni giorno. Sammy, preferisco che Salvini resti alle infrastrutture perché finalmente sarà la volta buona che non si finge di attuarle. E poi c'è il ponte e se ritorna agli interni diranno che è una fuga perché neanche lui è stato capace di farlo, questo è vero. E mi pare che Piantedosi è uno che si dà da fare. Ma Adriano, senti, si dà da fare, però ragazzi, cioè adesso non è che facciamo la gara a chi ce l'ha più lungo come si scherzava quando eravamo piccolini. Chiaro che non c'è gara, non c'è gara assolutamente. Salvini prima mette a posto le infrastrutture, alla prossima legislatura farà il ministro degli interni. Sì Marco, pensavo anch'io questa cosa, hai capito? I soldi all'Ucraina sono chiaramente a fondo perduto e siamo perduti anche noi. Hanno finalmente sgomberato gli amici di Hamas. Sembra incredibile. Adesso vi dico una cosa che chiaramente vi fa incazzare, cioè non li diamo ai poveri bambini dell'Africa i soldi, non li diamo ai palestinesi, certo, sono lì che vivono sotto le tende, li diamo all'Ucraina. Guarda cosa ti ho messo sul tavolo, è un bel petardone. Buongiorno Sammy, sono Luigi, voglio dire che i pensionati hanno già dato. Bisogna avere il coraggio di tagliare a chi ha sempre percepito senza dare. Chi ha pagato ha il diritto di ricevere quanto dato. Ascatasuna è stato disinfettato perché ha toccato uno dei tesoretti del clan Agnelli, scrive Paolo. PS, riascoltare a 76 anni le melodie natalizie che sentivo da ragazzo mi commuove, caro Paolo, anche a me che sono più giovane, ma sono cose che non hanno
veramente spiegazioni, ma che ti smuovono qualche cosa. È per quello che continuo a trasmetterle, sperando anche in quella famosa tregua di Natale che accadde durante la prima guerra mondiale. I vostri messaggi, giù le mani dai gattini, vedi, anche Raffaella, capisci? E come facciamo? Ma non potremmo, scusa, e voi registi che siete bravissimi, tra te, Simone e Francesco, fare un mix tra il va pensiero e i gattini? Viene una porcheria, dici? Miau, miau, va pensiero, miau, miau. Guarda che con i disturbi in mezzo, cioè un va pensiero che a un certo punto allora miau, miau, Radio Popolare, miau, miau. Guarda che ci starebbe bene. Te lo faccio io se vuoi, te lo faccio io. Sì, adesso, niente da fare tutto il giorno, no? Salvini deve rimanere alle infrastrutture, noi dobbiamo dargli tanti di quei voti per avere peso nel governo e allora funzionerà alla grande anche Piantedosi o chi per lui. Troppo pericoloso gli interni, meglio se manovra da dietro le quinte, capito? Salvini come Craxi, va pensiero per sempre, allora ragazzi, gattini in vantaggio ma di poco, ragazzi. 340670969, gattini o va pensiero in apertura della rassegna stampa. Vi ricordo che io sarò in diretta anche a Santo Stefano, Natale no col cavolo, ma Santo Stefano dalle 7:30 alle 10:30 io sono qui e giuro vi manderò in onda il va pensiero coi gattini sopra. Stronchiamo tutto quanto. No, mi devo fermare, dimenticavo che c'ho anche qualche giornalino da leggere oltre ai vostri messaggi, ma continuate a scrivere alla grande, mi piacete, vi amiamo. Sono su Repubblica che un intervistone alla Fornero dice le manine non ce ne sono, la realtà piega la destra, cioè la sua legge è intoccabile. A pagina 6, tanto per proseguire l'argomento Lega e Salvini, perché oggi Repubblica ci ama, ipotesi debito congiunto, tensione Meloni-Merz, Salvini che dice no agli espropri. Hai visto? Anche Tommaso Ciriaco tira fuori Salvini persino da Bruxelles, capito? Il cancelliere tedesco vuole lo scongelamento degli asset, la Premier invece frena, allineandosi al gruppo di Visegrad. Fatto sta che poi ha vinto la linea Salvini. Se il Belgio dovesse cedere, la Presidente dovrà gestire alle Camere l'incognita del carroccio. L'incognita del carroccio. Alla fine gli hanno dato il prestito, ok? La notizia è quella di questa notte, non c'è ancora sui quotidiani, ma giro ancora la pagina. Siamo a pagina 8 di Repubblica, signori, ci ama tantissimo a noi leghisti. A pagina 8, altro problema, servono aiuti militari, pressing di Crosetto sul nuovo decreto di Kiev e il ministro della difesa, assieme al vice premier Tajani, insiste dopo il cambio di rotta annunciato dal sottosegretario Mantovano, ma la foto è di Salvini oltre che di Crosetto. Matteo Salvini ieri al cantiere ANAS del nodo di Casalecchio di Reno e i paletti della Lega sul testo che potrebbe essere portato in Consiglio dei Ministri già lunedì prossimo. Il PD che dice no alla resa. Fatto sta, come li chiamiamo questi aiuti militari? Non solo militari, saranno aiuti a 360 gradi. Oltre a tutto ciò faremo anche aiuti umanitari. Insomma, anche qui la Lega sta rompendo le palle, per dirvi, capito? Cioè, oggi ogni pagina di Repubblica è per noi. Giro di nuovo, chiaramente da fabbriche a siti per armi, lite sul blitz dell'esecutivo, è un'economia di guerra, dice qualcuno, e poi altra battaglia della Lega sul Mercosur, la firma slitta, Roma chiede garanzie, Lula concede più tempo. E il trafiletto, il trafilone che ci spiega cosa contiene l'intesa che rivede i rapporti con il Sud America, ma è da 20 anni che si aspetta questa intesa e che dovrebbe aiutare molti comparti, ad esempio quelli della moda italiana, perché questi comprano in Sud America. Io pensavo fossero dei poveracci, no, gani danè, comprano la moda, comprano le cose italiane, ma bisogna togliergli i dazi.
E da noi vendono le loro cose, certo, vendono un fracco di cose che costano molto di meno, perché? Perché ci sono meno controlli e quindi puoi usare il cacchio che ti pare, fertilizzanti, insetticidi, le cose più schifose per i prodotti che vanno dalla frutta alla verdura, al miele, al pollo. Un pollo che costa €1, ragazzi, ma io lo compro subito. Che poi ci sia dentro qualcosa strana, che però magari insomma €1, capito? E i nostri agricoltori sono incazzati neri, è inutile dirvelo, perché vuol dire rovinare la produzione italiana e continuare poi col magna magna dei finti marchi, perché non si toglieranno i marchi che imitano il parmesane, eccetera, ci saranno anche quelli, ne parliamo. Sempre su Repubblica, Scatasuna, sgombero all'alba, proteste idranti lacrimogeni, violato il patto con la città, la rete solidale e gli assalti violenti, 2 volti del centro sociale più duro, ne parla Repubblica, e poi la storia del leader di Forza Italia. Repubblica ci dedica un paginone a pagina 21, chiuto, che te lo immagino, che guarda di qua, guarda di là, sei un po' occhiuto quest'oggi, ma è il governatore di centrodestra della Calabria. Occhiuto attacca, sembrava ieri che quasi si fosse proposto come nuovo capo di Forza Italia, Tajani resiste, il duello all'ombra dei Berlusconi, scrive a pagina 21 oggi Repubblica. Forza Italia, via la corsa dei dirigenti a posizionarsi con i 2 contendenti. La visita del leader a Marina a Milano, Pier Silvio vigila, e fatto sta, ma ci sono solo questi 2 candidati a fare i capi di Forza Italia. Qualcosa di meglio? Antonio Tajani da una parte e Roberto Chiuto dall'altro? Oddio, con tutto il rispetto, ma non è che abbiamo proprio un carisma che però se non c'è niente di meglio. Vado avanti, ragazzi. Grazie a tutti quelli che ancora vi ho fatto scaldare con il va pensiero o con i gattini in apertura di trasmissione, così tanto che vado sul Libero, e Libero è quello che fa il paio al manifesto come titolo. Libero scrive in apertura: stato di pulizia, e si vedono gli idranti che lavano un po' queste zecche dei centri sociali, come le chiamate voi leghisti, le zecche rosse. Blitz della polizia, io prendo le distanze, chiaramente non le ho mai chiamate così. Blitz della polizia dopo l'assalto alla Stampa, al quotidiano La Stampa. Ti immagini come sono contenti tutti quanti in redazione, che sono gli stessi di Ascatasuna, solo che si spostano durante la sera, poi vanno nel centro sociale. Chiuso il centro sociale a Scatasuna, scontri, agenti feriti. Il sindaco prende le distanze dai violenti, ma fino a ieri li aiutava. L'editoriale di Mario Secchi, il cortocircuito della sinistra mai riparato. In centropagina, pensioni e condomini, o se volete anche condomini, non si cambia. Giorgetti, non aumenteranno i requisiti per l'assegno. Stop alla norma sui morosi, che non sono i fidanzati, ma sono quelli che, adesso sta roba che ormai dobbiamo stare attenti a far tutto, anche i morosi, quelli che non pagano e andavano avanti a non pagare, pagava tutto il condominio, e non va bene. Agricoltori in rivolta contro il Mercosur, i motivi della protesta, c'è un riquadro in prima pagina. Massimo Costa, come il nostro direttore Giovanni Sallusti ha fatto ieri, lo trovate sul sito di Radio Libertà, una bella meditazione su Salvini assolto? Notizia nascosta. Ce ne siamo accorti anche noi in rassegna stampa, nonostante insomma guardiamo veramente di tutto, che la Stampa ha messo solo un riquadretto piccolo su Salvini nascosto. Assolto, era nascosto ma era anche assolto. Vado avanti, signori, certo, sono sul Libero, penetro anche il Libero per par condicio, vi ho fatto vedere Repubblica, però è quella che insomma fa un trattamento speciale oggi alla Lega. Sgomberato a Scatasuna, parte l'assalto alla polizia, pugni, bottigliate, petardi, con Salis che guida il fronte solidale con gli abusivi. Salis chi, scusa? L'eurodeputata AVS. Lo spirito continuerà ad ardere, ma Appendino dei 5 Stelle dice blitz inevitabile. Insomma, il campo largo ancora una volta c'è più. Il regista della regolarizzazione è il sindaco Dem, che
che fallisce dicendo prendo atto dell'illegalità. Lo Russo, il sindaco PD di Torino, aveva dato fiducia agli attivisti siglando una collaborazione che ieri ha dovuto revocare. Dopo il dietrofronti collettivi l'hanno insultato. Dalla Tava a Cospito, 30 anni di violenza, si ripercorre tutta la storia di Askatasuna e poi l'intervista con la Montaruli, passa la linea Meloni, basta zone franche. La deputata di Fratelli d'Italia dice fallimento del PD che ha rincorso chi non ha mai ripudiato la violenza. Salvini dopo la soluzione si vede ancora al Viminale, anche noi lo vediamo, potrei tornare nel 2027. Oh, quanto manca? Dai, siamo alla fine, praticamente siamo nel 26, tra un anno, Salvini al Viminale. Ah, no, non ce la faccio a proseguire la rassegna stampa, va avanti tu, Simo, non ce la fa, raga. Ma ti immagini Salvini al Viminale? Cioè, dopo il giorno dopo, che cosa potrebbe accadere? Beh, prima di tutto, chiaramente non sbarca più neanche una nave di clandestini, perché insomma ha fatto giurisprudenza, non ha fatto niente di male, basta, certo, li rifocilliamo, gli diamo gli assorbenti, se non stanno bene li portiamo all'ospedale, ma poi ritornano su quella nave. Dai, sto scherzando, no, sono serio. Il ministro delle infrastrutture dice se gli italiani ci sceglieranno di nuovo, è chiaro che se votate i mezzi calzini, cioè non potete pensare che questo avvenga, votate Forza Italia, certo, votate Fratelli d'Italia, se gli italiani ci sceglieranno di nuovo, sarei in grado di occuparmi di ordine pubblico come ho già fatto. Il processo Open Arms si è sancito il principio a tutela degli italiani. Elisa Calessi ne parla quest'oggi proprio sul quotidiano Libero. È chiaro, è uno degli argomenti del giorno, ogni tanto lo tiriamo fuori, ma piace. 340 6709 659. Gli facciamo finire questo mandato a Salvini con il ministro delle infrastrutture e poi lo mettiamo al Viminale. Nasce il maxi comitato per il sì, obiettivo migliorare la giustizia. E poi come cambia la manovra? Siamo su Libero pagina 8. Giorgetti blinda le pensioni, non alziamo l'età minima. In taglio basso chiaramente c'è la vicenda Forza Italia, Tajani che dice saranno gli iscritti a decidere il leader di Forza Italia e comincia a tremagli la cadrega a Tajani. Il vertice a Bruxelles passa la linea Meloni sull'immigrazione, si tratta sui fondi russi, poi avete visto non verranno assolutamente toccati, gli diamo soldi e li prestiamo, tanto ce li ridanno. L'accordo sul Mercosur a gennaio viene spostato, non abbiamo deciso niente, abbiamo deciso di non decidere. A pagina 15 di Libero ieri c'erano gli agricoltori in rivolta e l'Unione Europea rimanda il trattato. Lula chiama Giorgia, la premier, firmerò dopo che i nostri coltivatori avranno avuto risposte. Il TG3 ieri ha detto che insomma Giorgia era un po' lì, un po' vergognosa e arrossita perché vorrebbe dire di sì a questo accordo, ma giustamente con i coltivatori poi come la mettiamo? E d'altronde l'Europa ha detto che no, controllerà tutte le schifezze che importeremo sul Sud America, ma voi ci credete? Beh, firmerà dopo che i nostri coltivatori avranno avuto risposte, quindi il Mercosur è praticamente firmato e sono contenti in tanti che vendono, soprattutto quelli che vendono cose da vestirsi, anche lussuose, eccetera. Io non lo sapevo, ma in Sud America hanno tanti soldi da spendere. Brandini col Diretti dice l'Europa cambi rotta. Ma lo facciamo sindaco poi Brandini o no? Sindaco di Milano? Non ho più saputo niente. A proposito, sempre e solo su Libero a pagina 15 si parla appunto di questo Mercosur e l'accordo del Parmesao. Parmesao è come il cacao, meravigliao. L'accordo del Parmesao, un pericolo per l'Italia. Parliamo del Mercosur e parliamo della concorrenza sleale di Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay. Con il Mercosur saremo invasi da prodotti meno cari ma pieni di
pesticidi, rischio di contraffazione alimentare perché queste cazzate come il parmesao, ma altri tipi di prosecco, eccetera, rimangono e vengono addirittura tutelati dall'Europa. Mi viene da vomitare. Lascio stare, però oggi, ragazzi, vale la pena di comprare il libro perché è l'unico che dà tanto spazio a queste argomentazioni che sono poi il nostro futuro, il futuro di ciò che avremo nei piatti. Libero, pagina 20, festività a rischio, un mese lontano da casa, i bambini del bosco verso un Natale amaro. Belle notizie invece per i nostri amici a quattro zampe. L'idea dell'associazione Quattro Zampe è di un regalo speciale di Natale, l'adozione dei cani anziani. E io vorrei anche aggiungere degli anziani che non sono cani. Magari vi fate un giro dal vostro vicino di casa, ci fate quattro chiacchiere, gli portate un panettone, magari al pistacchio. Cerchiamo ogni tanto di consolare gli anziani con un sorriso, con un caffè insieme. Vogliamo sprecare qualche minuto della nostra esistenza per una persona con cui abbiamo diviso la nostra esistenza perché è il nostro vicino di casa? Vedete voi. Nei canili vengono snobbati i cani anziani per la loro carta d'identità, perché sono vecchi. In realtà sono in grado di offrire grandi soddisfazioni a quanti decidono di portarli a casa. Quindi un periodo di strenne belle, regalare l'adozione di un cane anziano. Per me è una bellissima idea. Vado avanti? No, direi di no, basta, adesso c'è la pausa, ma mamma mia ragazzi, io poi incendio questi petardi che mi scoppiano in mano e ho qui decine di WhatsApp, grazie, al 340670969 che devo assolutamente leggere in questa rassegna stampa, ma anche poi alle 11, lo sapete che io ritorno alle 11 fino a mezzogiorno. Il Fatto Quotidiano, asset russi, paralisi UE, Meloni attende i belgi, ma poi abbiamo visto alla fine gli ridiamo i soldi e non sono russi. In centropagina la manovra fra le risse e il concerto di Baglioni. Oh cacchio, vogliono Baglioni. Oh no, a me piace Baglioni, l'ho trasmesso da una vita, mi ha tenuto compagnia nella mia vita musicale, però sta roba che aveva fatto Oscià, vi ricordate sta cosa? Aveva fatto Oscià sull'isola di Lampedusa, dove aveva anche una villetta, ce l'ha ancora. Oscià l'aveva fatto per gli immigrati, chiaramente. Ma ha girato le balle fin dai tempo e secondo me qualche frasetta come la Pausini Antonacci contro la Lega l'ha detta anche lui. E però lui è Baglioni, scusa. E insomma il Presidente del Senato ha voluto assolutamente il concerto di Baglioni in Senato ed è da giorni che lo stanno preparando ed è una notizia anche questa. No, non è una notizia, non ce ne frega niente, se lo sentono solo loro e quindi ci fermiamo, certo che ci fermiamo, c'è la pausa, la pubblicità, c'è Acerbis che poi lo ritroviamo alle 9, sì, perché è il Babbo Natale di questi giorni, ma soprattutto tra poco una bella canzone, un quartetto virtuoso, bellissimo, che si chiama... come si chiamano? Julian Lage, ok? Lui è uno virtuoso della chitarra, bravissimo, ma qui suona in un quartetto con una melodia semplice, un'esecuzione misurata, che lascia spazio ad ogni strumentazione. Si chiama Opal e lui è Julian Lage, scritto Lage. Il 23 gennaio uscirà il nuovo album tutto con chitarra. Ditemi se non è bello, tra poco su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice ciclonico si muove nei pressi del Nord Africa, influenzando un po' il tempo all'estremo sud. Nella prima parte della giornata diffusa copertura nuvolosa al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con qualche nebbia in pianura e qualche piovasco. Maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio peggioramento sulla Sicilia,
con piogge via via più diffuse, isolati piovaschi inoltre su Liguria e Toscana, andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie Alberto, l'olio bulve è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba. Poi permettetemi, a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Roba buona, roba raffinata, proprio come la mia rassegna stampa, signori. Roba buona con Opal. Si intitola così questo pezzo di Julian con la J, Lage, scritto Lage, un quartetto bello bello. Tra poco un nuovo album per Lage. 23 gennaio esce il nuovo LP, tutto da ascoltare e non impegna, ragazzi, anche se state facendo un po' di ordine in casa, e quanto ordine dovrò fare io quando tornerò, ci sta come colonna sonora. Buongiorno, buone feste e buon Natale da Sammy Varin, buongiorno a chi mi accende per l'ultima volta e poi, cioè non è che poi dopo girate su Radio Popolare, no, andate per qualche giorno in vacanza, ok, buon riposo, ma ricordatevi che noi di Radio Libertà non andiamo da nessuna parte senza il vostro aiuto economico, ma anche se ci date 5 euro, dove vuoi che andiamo con 5 euro? Conto corrente postale 3767 1294. Grazie a tutti coloro che approfittano di questi giorni di Natale per aiutare la nostra redazione. Bastano 5 euro per aiutare Radio Libertà, anche sul sito internet radiolibertà.net cliccando Dona ora con la carta di credito. Grazie ai tantissimi che mi stanno sbirciando anche in rassegna stampa sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Buongiorno Armando, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti quelli anche che commentano le notizie che vi sparo, soprattutto attraverso il WhatsApp che mi appare direttamente qua in studio, 340 6709 659. Tra poco mi tuffo nei vostri messaggi, prima però volevo fare un giro sul quotidiano Il Giornale, perché fanno tutti lo spiritoso, gli spiritosi in queste ore, i quotidiani di centrodestra. Il Giornale scrive: i disoccupati di Askatasuna, pugno duro del governo. Dopo Leoncavallo, il Viminale sgombera anche il centro torinese. Scontri in città, 10 agenti feriti, i violenti, noi traditi dalla sinistra. L'editoriale di Tommaso Cerno, la striscia di Susa, potete immaginare, No, non resisto, ve lo leggo, scusate. Predicatori di democrazia che poi tirano sassi e molotov per le strade. Oggi per Gaza, domani non si sa, non hanno più il loro centro sociale occupato, perché lo Stato rimette qualche regola in questo strano paese dove se occupi una casa vai al Parlamento europeo. Invece se la compri, quello stesso Parlamento ti scarica addosso una miriade di tasse e poi pretende che tu spenda ancora e ancora per avere il bollino energetico. Tutto questo mentre in Cina intossicano il pianeta con carbone e petrolio e fanno lavorare i bimbi per rivenderci marchi del lusso sotto costo. Non c'erano dubbi che a difendere i giovanotti guerriglieri di Torino scendessero in campo i loro amichetti di sinistra, AWS in testa, in un mix spumeggiante di islamismo, marxismo, fancazzismo, che li rende oggi davvero i disoccupati. Nel senso tecnico, cioè senza più un edificio abusivo da usare a sbafo, e nel senso letterale, cioè senza un lavoro e pronti, come fanno sapere, a riempire strade e piazze per menare le mani e gridare poi al pazzismo degli altri. Io invece ringrazio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, perché dopo decenni questo governo fa il governo e dice basta alla moda di chiamare centro culturale un bunker di anarchia e sassaiole. E attenzione, ci sono anche altri centri culturali, quelli islamici, che non sono centri culturali, ma sono moschee. Glielo ricordiamo a Piantedosi. Tra l'altro è esteso ormai da anni alla Valle del Notav, teatro del primo prototipo planetario di centro sociale a cielo aperto, e lassù per far passare un treno
abbiamo dovuto mandare il lince dell'esercito come se fosse la striscia di Susa. Mi sembra strano che il sindaco di Torino Russo fosse d'accordo con lo Stato e infatti i ragazzotti senza più casa se la sono presa con lui. Aveva promesso di lasciarli fare. Ma cara sinistra, la legge non vale solo quando fa comodo a voi. Tommaso Cerno oggi splendido sul quotidiano Il Giornale. I trattori fanno slittare il Mercosur ed è vero, è stata una vittoria degli agricoltori. Il problema è chiaro che dobbiamo dirgli di sì, c'è poco da fare, però vogliamo garanzie sui prodotti che arrivano qua, prodotti che costeranno comunque molto di meno e quindi la tentazione sarà quella di comprare le schifezze che arrivano dal Mercosur. Magari non sono neanche schifezze, magari sono buone. E che facciamo? All'interno del giornale i disoccupati di Askatasuna, ragazzi, oggi è potente assolutamente. Esulta il centrodestra, fuori il soccorso rosso della Salis e Fratoianni accusa la polizia. È chiaro che insomma è una giornata bella piena se vi acquistate oggi il quotidiano Il Giornale, che poi parla dei due volti di Askatasuna, i teppisti coccolati dall'intelligenza e Valsusa sequestrata con la guerra Notav. Ma ricordiamolo che gran parte della Valsusa adesso la vuole questa ferrovia. Quelli che dicono ancora no sono sempre quelli del Notav, è il motivo anche per cui hanno sgomberato, oltre chiaramente all'assalto della sacra redazione del quotidiano La Stampa. Da Gaza alla Flotilla, la rete del rettore, leader dei Propal, incontri e sbandate di Pollice Salerno, le foto con uno dei duri delle proteste. Si parla di allarme jihad e naturalmente poi si parla anche di asset. Notte fonda al Consiglio UE, gelo Meloni Merz spunta al piano B, ma alla fine nella notte si è deciso di dargli un bel prestitone a tasso zero naturalmente. I 210 miliardi di depositi e i timori occidentali per una ritorsione, i famosi asset russi, ne parla Il Giornale. Il Cremlino chiama in causa anche le banche dell'Unione Europea. La società belga Euroclear ne ha in cassa 185 di questi miliardi di depositi russi e pretende garanzie dagli altri paesi europei. Insomma, fatto sta che alla fine non si toccano i soldi russi. Paginone a pagina 9 con la marcia dei trattori contro il Mercosur, protesta a Bruxelles e la firma slitta, i dubbi di Parigi e Roma, sfila pure Coldiretti, von der Leyen cede, intesa rinviata a gennaio. La roulette russa sul destino dell'Unione Europea, scrive Gian Michalessin, e non c'è chiaramente solo questo, ma poi ci sono altre argomentazioni su cui avete sentito bene, l'Europa ha fatto marcia indietro e perdonatemi, ma anche sul Giornale a pagina 14 c'è il sogno di Salvini. Tornare al Viminale nel 2027 dopo la soluzione in Cassazione. Il day after del ministro, spiegare a mia figlia che rischiavo la galera non mi lasciava dormire tranquillo, scrive oggi sul quotidiano Il Giornale Fabrizio De Feo. Se gli italiani ci risceglieranno nel 2027, sicuramente occuparmi di ordine pubblico, lotta alla mafia, agli spacciatori e ai trafficanti di esseri umani è qualcosa che ho già fatto con discreti risultati e che potrei tornare assolutamente a fare, ha detto ieri Matteo Salvini. È chiaro, il nostro referendum prosegue al 340 6709 659. Che ne pensate di un Matteo Salvini che al termine di questo mandato, of course, possa ritornare al Viminale? Qui Parlamento. Con il buongiorno, il Qui Parlamento quotidiano, oggi lo facciamo con il deputato della Lega Andrea Barabotti. Buongiorno.
Buongiorno Sammy, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie Andrea. Adesso tra poco andiamo sull'argomento, prima però stiamo facendo questo sondaggio e io lo chiedo a bruciapelo anche a te, che è un po' magari come chiedere al macellaio se è buona la sua carne, ma tu cosa ne penseresti di un Matteo Salvini, ministro dell'interno? Non è difficile rispondere per me. La Lega ha chiesto a Matteo Salvini, al segretario federale, e si è impegnata a vederlo tornare al Viminale come ministro dell'interno. L'ha fatto durante il congresso che abbiamo svolto a Firenze per voce del capogruppo Riccardo Molinari. Lo continuiamo a fare, ma soprattutto continuiamo a ricevere dai cittadini, ai gazebo, nelle piazze questa richiesta. Riportate Salvini all'interno, perché quando c'era lui gli sbarchi erano stati azzerati, perché quando c'era lui c'era in Italia un senso di sicurezza che i cittadini vorrebbero riavere. E quindi siccome la Lega ascolta la gente, noi questa voce la portiamo nelle istituzioni, la portiamo ai tavoli politici e cerchiamo di portare avanti la volontà degli elettori. Vero. La cartina di tornasole della nostra radio, la Lega, viene ascoltata dalla gente. Questa radio, oltre che parlare tantissimo, ascolta tantissimo la gente, e in effetti oggi su Repubblica, ad esempio, c'è questa reazione, cioè gran parte di ciò che la gente ci ha detto in queste ore, ci ha scritto su vari argomenti e che riguardano anche la manovra, eccetera, e li abbiamo riportati poi alla politica e abbiamo visto oggi come la Lega viene additata, tutta colpa della Lega, di Salvini su ogni cosa. Ma questo è un altro argomento. Io invece con te, Andrea, volevo stare su questo PDL costituzionale per la cittadinanza italiana per cariche istituzionali apicali. Volevo sapere di cosa state parlando, di cosa consiste questa proposta di legge costituzionale. Andrea. È una proposta di buonsenso. Noi chiediamo che il Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità dell'Italia, debba essere un cittadino italiano per nascita. Chiediamo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, che rappresenta l'azione di governo, che propone al Presidente della Repubblica i ministri, sia un cittadino italiano per nascita. Proponiamo che i presidenti delle regioni siano italiani per nascita, perché sappiamo che le regioni hanno un ruolo legislativo e che a capo dell'esecutivo regionale il Presidente della regione rappresenta la regione ed ha grandi poteri dal suo ruolo monocratico. Quindi diciamo queste figure apicali del nostro ordinamento, che compongono, diciamo così, i vertici del nostro Stato, siano cittadini italiani per nascita. Perché? Perché innanzitutto l'Occidente non ama più se stesso, come diceva Papa Ratzinger. E in Occidente, in Europa in particolare, c'è questa sorta di sindrome di Stoccolma che in qualche modo porta l'Occidente a strizzare l'occhio ai suoi stessi aguzzini. E allora questo, unito al fatto che la demografia in Italia e in gran parte d'Europa è in calo, unito ai flussi migratori che sono sempre più abbondanti, sempre più spesso senza limiti, no? Che cosa può produrre? Può produrre, secondo me, uno stravolgimento che non ci deve essere. I vertici del nostro Stato devono avere un legame di sangue con la nostra patria, un legame di sangue col nostro paese, che sia culturale e che possa preservare nel tempo la nostra cultura, le nostre tradizioni, che possa preservare nel tempo la nostra lingua, che possa preservare nel tempo tutte quelle cose che ci hanno lasciato i nostri avi. Questo è il senso della proposta di legge. Qualcuno dirà, ma non serve, figuriamoci se domani un islamico può diventare Presidente della Repubblica. Cioè, è ovvio, una proposta di legge costituzionale non deve guardare all'oggi o al domani, ma deve guardare più in là nel tempo. E allora io dico,
premuniamoci di norme che garantiscano il nostro paese, la nostra identità, la nostra civiltà, perché siamo in una fase molto complessa, bassa demografia, flussi migratori molto forti e spesso incontrollati, e soprattutto questa sindrome di Stoccolma dell'Occidente, e quindi premuniamoci di norme che garantiscano la nostra identità. Barabotti, hai fatto venire i brividi ai nostri ascoltatori, perché un problemino che abbiamo noi della Lega è che ci vediamo sempre un po' troppo avanti, vediamo lontano e molte volte ce la azzecchiamo. Quindi facendo questa proposta, questo giro di parole bello, ci hai fatto venire il dubbio che il famoso partito islamico non sono soltanto chiacchiere e spese, che il fatto che non facciamo più figli vuol dire che qualcun altro li fa, e che c'è l'Occidente che, come dicevi, non ama più se stesso, ma rinunciamo a molte delle nostre tradizioni, alla nostra stessa religione e cultura per far piacere a qualcun altro. Ci fermiamo, ma sei stato chiarissimo con questa proposta. Sono contento di averla lanciata, perché non ne parla ancora nessuno, chiaramente. No, poi non ne parla ancora nessuno. È un petardino che scoppierà prima o poi, non farà male a nessuno, naturalmente. I nostri petardi sono soltanto politici, però vuol dire che ci vediamo, e anche ancora molto bene. Grazie davvero per essere stato con noi, Andrea Barabotti. Un grande augurio di buon Natale, buone feste e buon riposo a te e alla tua famiglia. Anche a te, Sammy, e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata. Qui Parlamento. Cioè, hai capito? C'era questo giro di parole: PDL costituzionale per cittadinanza italiana per cariche istituzionali apicali, che uno dice una cosa da mangiare, di sicuro sì, specie un miele, un tipo di miele apicale. E poi praticamente ve l'abbiamo messo lì sul piatto. Vuol dire che tra poco arriva il partito islamico, tra poco ci saranno candidati islamici, ma mica soltanto islamici, magari anche semplicemente dell'Alto Adige, un po' più di là del confine, gli facciamo fare adesso il Presidente della Repubblica. Lo sapete che scherzo, ma poi alla fine vi metto quella pulce che continuate a grattarvi, ragazzi miei. Vado avanti. Grazie a tutti quelli, mi state scrivendo come pazzi, ma guarda quanti messaggi, falli vedere un attimo, cioè non li puoi far vedere, ma non si leggono, io non li leggo, tu li leggi, cioè guarda, sono completamente impazziti. Ma dico, ma tu a casa tua li ricevi tutti questi messaggi? No, non li ricevi, te li fai da solo a Natale. Io dimenticavo che è Natale, ragazzi. Tra poco chi ha l'onore o il disonore di avere il mio numero di telefono personale riceverà la canzoncina di Natale. Non l'ho cantata io, dai, che cavolo, ma abbiamo fatto una bella canzoncina, bella con le immagini degli ospiti che sono arrivati a Sammy Varin in questi mesi, solo alcuni perché non ci stavano tutti. Carina secondo me, e solo voi fortunati. No, scherzo, anche quelli che ci seguono sui social, cercate Radio Libertà su Facebook e su Instagram quando non parlo del quotidiano La Verità, se no ci bloccano, ma sono sul giornale, quindi non possono bloccarci adesso, perché oggi il giornale intervista Giulia Bongiorno, l'avvocata di Matteo Salvini. Oara Borselli scrive: un altro trionfo processuale per l'avvocato Giulia Bongiorno, regina del foro. Dopo 6 anni di battaglia ha ottenuto la soluzione definitiva per il ministro Salvini sul caso Open Arms. Tutta da leggere questa intervista. Un processo surreale, dice la Bongiorno. Il Senato doveva dire no. La legalia del leader dice: Open Arms poteva sbarcarli altrove, ma voleva l'Italia. Chiediamoci il perché. E solo questa frase, ragazzi, vale l'acquisto del quotidiano Il Giornale quest'oggi. Sono un buon venditore? Lo compri? Lo compri. Tajani, congresso? Non vedo l'ora. Ecco, la caratterizzazione di questa frase decidetela voi, no? Tajani, congresso? Non vedo l'ora. Il segretario azzurro interviene dopo l'evento di Occhiuto
e dice i voti si contano. Tra Tajani e Occhiuto, ragazzi, io ringrazio il cielo di non avere mai votato Forza Italia, ma è una scelta difficile, è molto dura. Il tempo è ora sotto a chi tocca. Ascatasuna pacchia finita, signore e signori, il tempo fa vedere naturalmente l'immagine ormai storica degli... Dai, non le puoi chiamare zecche rosse, non è vero, lo dite voi ascoltatori che sono zecche rosse, di questi ragazzi del centro sociale che sono spruzzati, proprio come i Novax di Trieste, però lo faccio notare io a bassa voce, con sedie che volano, eccetera, spruzzati dagli idranti. Dopo l'assalto alla Stampa e a Leonardo, sgomberato il centro sociale di Torino. Piantedosi, segnale chiaro: nel nostro paese non c'è spazio per la violenza. E adesso nel mirino del Viminale finiscono i 27 immobili abusivi della capitale. Chiaramente qualcuno sussurra anche, magari anche Casa Pound, insomma, prima o poi bisogna pensare anche, cioè, adesso non siamo un pochino di destra, però non fino a quel punto. Dai Mattei! Nel senso di Salvini e Piantedosi, l'editoriale di Daniele Capezzone oggi sul Tempo. Vite parallele da qualche anno, un politico e un tecnico. A suo tempo l'uno ministro degli interni, Salvini, e l'altro suo capo di gabinetto, Piantedosi. Oggi il titolare del Viminale è Piantedosi. Domani, dopo le politiche, Salvini avrebbe le carte in regola per poterci tornare a sua volta. Piantedosi adesso è chiamato a gestire 2 dei 3 dossier più spinosi del governo, tasse a parte, e cioè sicurezza e migrazione. Sui migranti, con Giorgia Meloni, ha appena centrato un risultato decisivo in Unione Europea con l'approvazione della lista unica europea per i rimpatri. Sarà una rivoluzione. Questo esecutivo ne ha gran merito. Sulla sicurezza il bilancio è più delicato. Le statistiche offrono elementi decisamente positivi, ma i cittadini chiedono di più. Personalmente, su 10 persone che mi fermano per strada o che mi scrivono, 7 lo fanno per dire che si sentono insicure, che hanno paura anche solo uscendo la sera o rientrando a casa. Il ministro si muove tra vincoli oggettivi, uomini e risorse a disposizione, e un'opposizione che grida al fascismo anche davanti a norme di ordinaria ragionevolezza e problemi enormi. Qui al Tempo, quotidiano Il Tempo, lo sosteniamo e lo incoraggiamo, specie quando deve misurarsi con l'irresponsabilità di amministrazioni locali, da Torino a Bologna, che coccolano i centri sociali e bezzeggiano gli estremisti. Lo sgombero di ieri di Escatasuna a Torino è un punto di svolta dopo Leoncavallo a Milano. Bravo signor ministro. Ora non fermiamoci e andiamo avanti. Tanti cittadini, e il quotidiano Il Tempo, saranno con lei. Quanto a Matteo Salvini, non può bastare il sollievo per la sua definitiva soluzione l'altro ieri in Cassazione. Siamo in presenza di un partito che è la Lega, che è stato oggetto di un'aggressione giudiziaria, di altre forme anomale e opache di dossieraggio, la faccenda Striano è eloquente a riguardo, e di un clima mediatico sempre e comunque ostile. Curioso, no? Altri leader godono di un trattamento in guanti bianchi. Nel caso di Salvini, invece, i guanti ci sono, ma per picchiarlo sistematicamente. E questo non è corretto. Da quando Babbo Natale ha aperto il suo delivery e consegna anche di sabato e domenica, io ho smesso di scrivere le lettere per tempo, che basta solo un tocco ed ecco un elfo, vola come il vento. Scatole vuote, caricarsi da sole sopra le slitte con ruote di nona generazione, attraversare gli stati sopra binari con navi che van per mari sicure più degli esseri umani. È in offerta l'inverno ma con la neve di plastica, è Natale tutti i giorni in una tasca, e mentre guardo le stelle, le recensioni degli altri, mi sono perso la cometa in mezzo ai nastri. Da quando Babbo Natale
aperto il suo delivery e consegna anche di sabato e domenica. Io ho smesso di scrivere le lettere per tempo, che basta solo un tocco ed ecco un elfo, vola come il vento. Da quando Babbo Natale lavora H24 e tatua le sue renne con un QR code, ho visto il Grinch dentro le consegne in ritardo e le lucine dell'abete sono i flash dei nostri smartphone. Selfie in un carrello dopo un check-out, quei regali sold out, gli elfi sono in burnout e chi aspettava di ricevere regali in una culla non ha ritirato nulla. Da quando Babbo Natale ha aperto il suo delivery e consegna anche di sabato e domenica, io ho smesso di scrivere le lettere per tempo, che basta solo un tocco ed ecco un elfo, vola come il vento. Han trasferito la sede da Betlemme al Polo Nord e hanno spostato l'interesse tra Pechino e Washington, e tutti gli elfi che cantano Buon Natale in un metro, mandate a casa ad abbracciarvi e spegnete quell'iPhone. Chissà se Babbo Natale chiudesse il suo delivery, cosa farei di sabato e domenica? Tornerei a riscrivere le lettere per tempo, che basta solo un tocco e accendo il mondo quando spengo il resto. Eccoci, ciao a tutti, noi siamo Luca e Giancarlo, siamo i Suonamboli. Avete appena ascoltato Babbo Delivery, che è una canzone che è uscita da pochissimo. Babbo Delivery è una canzone che cerca di analizzare il Natale per come lo viviamo ai nostri giorni. E l'abbiamo scritta a partire dalla nostra esperienza nel vedere come si stia modificando la fase di preparazione di un pensiero, la modalità di ricerca di un regalo, anche per quelle persone a cui teniamo di più, le persone a cui vogliamo più bene. Concretamente, con uno smartphone, con un telefono, oggi in un minuto hai la possibilità di trovare il regalo giusto, fartelo spedire a casa, e da quel momento in poi non hai più bisogno di fare nessuna azione. Allora ci siamo fatti una domanda: ma il tempo che prima era necessario spendere aveva un senso? Nasce così il concetto del delivery di Babbo Natale, che è un servizio che attualmente abbiamo tutti a disposizione ed è comodo ed è utile e fa sì che le persone non abbiano più questa necessità né di prendersi questo tempo, né di scriversi delle lettere, né di dover dedicare più di un minuto alla preparazione di questo incontro, di questo scambio di regali, di questa giornata. Inoltre, essendo così comodo, spesso andiamo a regalare cose anche inutili. Si dice nella canzone delle scatole vuote, che paradossalmente hanno quasi più valore delle persone. Per noi il significato del Natale è molto più profondo. Vuol dire magari abbracciarsi quando è tanto tempo che non ci si abbraccia, oppure riprendere il dialogo quando è tanto tempo che non ci si parla. Questo vuol dire avere la possibilità di fermarsi in quella giornata. E con questo vi auguriamo buone feste, un buon Natale dai Suonamboli, con l'augurio che possiate viverlo respirando un po' questo messaggio che abbiamo scelto di lasciarvi. Ciao a tutti! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ed eccolo qua, il buon Natale dei Suonamboli. Abbiamo ascoltato Babbo Delivery, una critica sociale un po' a tutti noi che siamo diventati freddi, regaliamo anche un fracco di sciocchezze, un Babbo Delivery, invece torniamo ad acquistare dal contadino, torniamo a fare la spesa dal contadino, o quei pochi regali che facciamoli davvero belli, originali e soprattutto nostrani. Beh, quando dico nostrano parlo di territorio e di cose buone e genuine, non posso non citare
Alberto Acerbis. Oggi con noi c'è Miriam. Ciao Miriam! Oggi sì, ciao. Come Sammy, stai? buongiorno. Io sto benissimo, voi come state? Ma senti, sempre con le pezze al culo, ma vedi che andiamo avanti perché parliamo sempre di cose buone, genuine, parliamo di territorio, di difendere le nostre tradizioni, le nostre origini, i nostri prodotti e ne siamo felici. Senti Miriam, io approfitto per farvi complimenti perché in tantissimi mi stanno scrivendo con queste dirette mattutine dicendo che per la prima volta hanno acquistato l'olio extravergine di oliva Acerbis perché e penso che sia il regalo dell'anno, regalare una bottiglia di quelle belle, buonissime al posto della solita bottiglia di vino, l'olio extravergine, ma Acerbis è tantissimo, c'è un sito internet, ho sbirciato, ci sono persino i panettoni, ragazzi, ma non ho idea oggi dove ci vuoi portare, quindi qua mi fermo. Vi voglio portare, tu parlavi di pezzi al fondo schiena e io vi voglio parlare dei dolori articolari. Vai. Dolori articolari che colpiscono, amici, tutti quelli che hanno la fortuna di vivere, di arrivare a quella soglia dei 50 anni che una volta era il giro di boa e oggi invece non è altro che una seconda giovinezza, anche perché 50 anni oggi non sono nulla. Ma il nostro corpo fisiologicamente è rimasto come a 100 anni, 120 anni fa. Quindi che cosa succede verso i 50 anni? Che il nostro corpo perde la sua capacità autonoma di rigenerare le fibre di collagene. E le fibre di collagene a cosa servono? Servono ad andare a riempire le cartilagini che non sono altro che quei cuscinetti che fanno da ammortizzatori per le nostre articolazioni. Quindi che cosa accade? Che cominciamo ad avere i primi dolori alla schiena, alle gambe, alle ginocchia, soprattutto alle ginocchia, alle anche, alle spalle, insomma iniziamo ad avere dolori articolari. E noi oggi abbiamo un aiuto straordinario, unico nel suo genere, e qui si parla di UC2. Che cos'è UC2? È collagene nativo, non denaturato, non standardizzato, di tipo 2, ed è completamente diverso, e qui ci tengo a sottolinearlo, a qualsiasi tipo di collagene che voi trovate in commercio, collagene da bere, collagene marino, collagene denaturato. No ragazzi, qui stiamo parlando di un'altra cosa. Noi qui con una compressa al giorno del nostro integratore, non è un farmaco, attenzione, è un integratore alimentare, ACE UC2, noi cosa facciamo attraverso l'assunzione di una compressa al giorno, non di più, attenzione, andiamo a dare l'informazione al nostro sistema immunitario di andare a rigenerare le fibre di collagene, perché a un certo punto col processo artrosico il nostro organismo che cosa fa? Inizia a ritenere il collagene come nemico e non lo rigenera più. Noi cosa dobbiamo fare quindi ogni giorno? Andare a dare l'informazione alle placche di Peyer contenute nel nostro intestino, deputate al ricevere l'informazione di non danneggiare e di rigenerare le nostre fibre di collagene. E perché ACUC2 è unico nel suo genere e perché è così importante? Perché se ne assume solo una compressa al giorno, perché è l'unico che garantisce il sistema di tolleranza orale, cioè lo ingeriamo e questa sostanza, questa molecola mantiene la sua forma tridimensionale e arriva intatta all'intestino, non viene danneggiata dalla mucosa gastrica. Quindi toglietevi dalla testa qualsiasi altro integratore, non fate il paragone con il nostro ACUC2 perché UC2 è unico nel suo genere. Come fare per provare il trattamento di UC2? Volete provare 30 giorni di trattamento? 35 euro direttamente a casa vostra, e se dite ascolto Radio Libertà vi regalo il trasporto. Volete provare 2 confezioni? Un piccolo sconto, 60 euro, il trasporto gratuito, ma il mio consiglio e l'offerta straordinaria del giorno è quella del trattamento di 4 mesi. E sapete perché? Semplicemente perché dobbiamo anche dare un pochino di tempo al nostro sistema immunitario per andare a fare questo lavoro, andare a far rigenerare le fibre di collagene. I nostri ortopedici ci dicono che 4 mesi è il periodo corretto per vedere degli straordinari benefici. Per sapere cosa costa questa straordinaria offerta, vi invito a chiamare lo 030 68
40 408. Perché vi invito a chiamare? Perché se voi dite, ho ascoltato Miriam stamattina in radio con Sammy, oltre a un prezzo unico, straordinario, irripetibile, che non trovate da nessuna parte, vi regalo il trasporto e vi do anche uno straordinario prodotto in omaggio che serve proprio per tirarci su in questo periodo di influenze, di stanchezza, dove ci sentiamo anche un po' giù moralmente. Insomma, un'offerta unica, straordinaria, che potete però avere solo ed esclusivamente se chiamate lo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, e nominate il collegamento di stamattina. Grande. Io concludo, ma voglio fare ovviamente i miei migliori auguri a te, Sammy, a tutta la redazione e a tutti i favolosi ascoltatori di Radio Libertà. Che sia un Natale sereno, che sia un Natale fatto di cose semplici, di cose genuine, ma delle cose che contano davvero. Vero, 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 e su questo da sempre noi facciamo tante battaglie e siamo contenti di avere alleati e imprenditori come voi della famiglia Cerbis. Dico una famiglia perché c'è una vera famiglia intorno ad Alberto Acerbis, anche di centinaia e centinaia di persone che ordinano soltanto da Brescia, ma poi da tutta Italia e non solo da lì mi arrivano richieste. Sì, Bello. assolutamente. Auguri Miriam, auguri a tutti voi. Grazie caro, grazie mille, tanti auguri a tutti. Ciao caro. A presto, Alberto Acerbis allo 030 68 40 408, anche appunto se siete in ritardo con gli ultimi regali di Natale eccetera, ma lo si può fare per la Befana, regalino, magari il parente e l'amico lo vedete un po' più avanti, gli date il regalino in ritardo, che ci frega. Ritorno sul quotidiano Il Tempo, ragazzi, perché oggi è potentissimo Il Tempo, a parte il titolo iniziale "E ora sotto a chi tocca, a Scatasuna pacchia finita", con le zecche rosse, vi piace questo termine, lo so, che vengono spruzzate via dagli idranti, l'editoriale di Daniele Capezzone che fa i complimenti ai Mattei, Piantedosi e Salvini, chiaramente poi all'interno si parla ancora di Salvini. Open Arms e dossier, 6 anni di gogna, ora Salvini scollina e guarda al 2027. Quello che vi dicevo, quello che stiamo dicendo, lo vogliamo di nuovo ministro dell'interno? Gli lasciamo finire, certo, il ministro delle infrastrutture, eccetera. È che poi, come diceva un nostro ascoltatore, poi diranno: ecco, vedi, non è riuscito a fare il ponte, allora è andato all'interno. Prepariamoci a queste frasettine. Il ponte si farà, è chiaro che con la burocrazia che impera ci vorrebbe il famoso lanciafiamme di Calderoli, vi ricordate? Ci aveva provato Roberto Calderoli con il lanciafiamme a bruciare leggi inutili, il problema è che dopo sono ricresciute. Definito sequestratore di migranti e Lega infangata da inchieste giornalistiche fake, ristabilita la verità giudiziaria, adesso il vice premier pensa al Viminale. Potrei ritornarci, ne parla oggi a pagina 5 il quotidiano Il Tempo, ma vi dico la verità, gran parte anche degli altri quotidiani, soprattutto Repubblica, che ci ama molto, ha tanti paginoni su una Lega che dà fastidio perché porta la voce dei cittadini. Oggi il quotidiano Il Tempo intervista su questo argomento 2 personaggi molto conosciuti tra gli addetti ai lavori e non solo. Intervista Armando Siri, ex sottosegretario ai trasporti e coordinatore dei dipartimenti della Lega, noi lo conosciamo perfettamente proprio. Nessuno pagherà per il dolore inflitto anche ai familiari, a proposito di quello che è successo a Matteo Salvini. Vittoria della verità, ma le accuse infamanti hanno segnato l'uomo. Di spalla intervista a Francesco Storace, un processo politico che ha danneggiato Matteo e la Lega. E infatti abbiamo perso tanti voti, chiaramente sono andati a Patto per il Nord, a quelle finte leghe che strizzano l'occhio al Partito Democratico. Come no? L'ex governatore, responsabilità sia dei magistrati
che della sinistra, scrive oggi Francesco Storace, intervistato dal quotidiano Il Tempo. Te l'ho detto, oggi sono tutti piuttosto fortini quotidiani e ci piacciono. Sempre sul Tempo, si chiama Partito Democratico in tilt. Altro che antisemitismo, Schlein prepara la legge anche contro l'islamofobia. Elli manda avanti boccia al Senato per contrastare la proposta del collega Del Rio. L'obiettivo è farne un'altra che comprenda tutti gli odi razziali e il PD si spacca. Intanto lo Stato islamico minaccia il Belgio, dopo l'Australia tocca a voi il nuovo obiettivo dei terroristi. Ne parla soltanto a pagina 6 il quotidiano Il Tempo, che chiaramente ti pubblica anche i nuovi uomini di punta dell'Islam. Il volto di punta dell'Islam festeggia l'imam liberato e legittima il 7 ottobre. Oh, ma che faccia simpatica! Per Picardo, quel giorno rappresenta una rottura simbolica. Davide Picardo, che dirige il sito La Luce con il fratello Gabriele, consigliere del Lucoi, vecchie conoscenze anche ai tempi di Radio Padania Libera. Picardo bacchetta il presidente Ukoi per aver incontrato Abu Mazen, deriva radicale. Bene, anzi male. Oggi il quotidiano Il Tempo intervista anche Alessandro Cirielli, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che parla della lista UE sui paesi sicuri. Grazie a questa lista, giudici obbligati ad avallare i rimpatri, a dire ok ai rimpatri. Diamo regole certe per stabilire chi ha il diritto di entrare nei nostri stati e chi no. Chiaramente a me risulta che poi saranno sempre loro ad avere l'ultima parola, i giudici. Qualche dubbiettino ce l'ho ancora, perdonatemi, ma io sono dubbioso di natura facendo il giornalista. Dove vado? Lo so dove mi mandereste voi, perché non ho ancora tempo di aprire le linee, ma tranquilli, le apro. Vado sul quotidiano La Stampa, a Scatasuna, lite sulla sicurezza, ma soprattutto in taglio alto la frase: l'Europa scelga soldi oggi o sangue domani. L'avvertimento del premier polacco Tusk: Consiglio europeo a oltranza per sbloccare i fondi russi da destinare a Kiev. Poi alla fine avete sentito, non saranno russi i fondi. L'economia di spalla sulla Stampa, pensioni, la Lega contro Giorgetti, con l'intervista a Cottarelli che dice sistema a rischio. E allora subito all'interno del quotidiano La Stampa, prima però fatemela guardare ancora questa vita spezzata. Matilde, travolta e uccisa a 20 anni in una folle gara tra due Porsche sulla Asti Cuneo. Matilde Baldi è stata investita l'11 dicembre ed è morta dopo 5 giorni di coma. La procura indaga per omicidio stradale. Morire così a 20 anni perché ti è venuta addosso tutto gas una Porsche che faceva la gara con un'altra Porsche. Piantedosi applaude segnale dello Stato, il PD, ora Casa Pound. Siamo sul quotidiano La Stampa, naturalmente a pagina 4. Il ministro e la maggioranza esultano, ripristinata la legalità. Appendino che dice sgombero inevitabile, ma la destra si rifà una verginità. L'amarezza di Lorusso sotto assedio, patto violato o fatto tutto il possibile. Il centrodestra contro il sindaco, ora chieda scusa. Anche i 5 Stelle attaccano, adesso si dimetta. Staremo a vedere, voi ci credete? Come no, però come diceva il PD, adesso Casa Pound. Facciamo 2 pesi, 2 misure? Io non lo so. Ditemi voi, 340 6709 659. Interessante a pagina 9 della Stampa, peccato che la vendano, quella competizione Schlein-Conte che rischia di affondare l'alleanza. L'analisi di Alessandro De Angelis. I 2 leader non si telefonano, non si parlano, in comune solo l'antimelonismo, che poi quel collante che tiene insieme anche parecchi a sinistra. Pagina 9, bella interessante analisi oggi sul quotidiano La Stampa. Manovra, spinta alle armi, caos sulla previdenza
violenza e scontro Lega Giorgetti. Te l'ho detto, oggi tra Repubblica soprattutto, ma anche La Stampa, altri quotidiani, abbiamo portato le idee della gente al governo e quindi non sappiamo se la manina che aveva inserito cose che non piacevano alla gente sia di destra o di sinistra. Fatto sta che questa manina, zacchete, le abbiamo dato una bacchettata e adesso rimettiamo a posto le cose nella manovra, tanto non c'è fretta, questi lavorano anche i giorni di Natale, Santo Stefano, di notte, state tranquilli, anche quest'oggi, anche quest'anno ce la faremo, non andremo all'esercizio provvisorio che comunque non è la fine del mondo. Carlo Cottarelli oggi sulla Stampa dice, a proposito naturalmente di pensioni e tutto quanto, con questa crisi demografica il sistema pensioni è a rischio. La legge Fornero non si può smontare. Vedi, dopo Elsa anche Carlo dice la stessa cosa. Servono più sforzi sulla produttività e voi non fate all'amore. Non fate all'amore, è logico che poi non c'è nessuno e ci vogliono solo i neri qua, già. BCE, nuova pausa sui tassi di interesse, decidiamoci ragazzi, però il mutuo non diminuisce, la benzina è diminuita un pochettino in queste settimane, sembrava che dovesse aumentare. Condominio, la riforma slitta a gennaio, ok? Ne riparliamo. E poi il paginone a pagina 25 della Stampa, una folle gara tra Porsche a 200 all'ora. La mia Matilde morta così. Chiedo giustizia. Le indagini sull'incidente sull'Asti Cuneo, l'auto su cui la vittima viaggiava con la madre è stata tamponata con violenza. Chiaro che a questi mi viene voglia di fargli la stessa cosa che farei a quello che violenta la ragazzina di 10 anni, ma è una mia mania personale probabilmente. La Verità, vogliono tapparci la bocca. Vogliono tapparci la bocca, scrive La Verità in prima pagina. Incredibile sentenza di condanna contro Panorama. Sanzionata una copertina in cui si definivano nuovi pirati gli operatori delle ONG, che è anche un termine, perdonami, anche romantico. Nuovi pirati, oddio, si sono offesi. Sulla Verità in centropagina, maggioranza in retromarcia sui condomini o condomini se preferite, perché riguardava pure loro. Lega e persino Fratelli d'Italia chiedono riflessione sul DDL che avrebbe permesso ai fornitori di attingere in caso di morosità al conto di chi è in regola, quindi di chi paga. Manovra, salta la stretta sul riscatto di laurea, scontro sulle pensioni, tutto questo ne abbiamo parlato anche perché è quello che mi avete chiesto in queste settimane. Trattori e politica, addio a Mercosur, la firma del trattato va a gennaio, scrive Carlo Cambi, che spesso abbiamo su queste frequenze riguardo il Mercosur. Alla fine dovremo per forza portarlo avanti. Speriamo che l'Europa controlli. Intanto apro le linee, so che c'è già gente in attesa, chiamate 0292 94 7222, mettetevi in coda, siate velocissimi, ma voglio assolutamente sentirvi. All'interno, chiamarli pirati costa 80.000 euro, questo è il vero bavaglio alla Stampa, La Verità. L'Unione Europea accelera sulle espulsioni facili, altro argomento che ci sta molto a cuore. Condomini e condomini, la maggioranza ora si ravvede, anche La Verità aveva criticato questa cosa. E poi la vergogna, ragazzi, facci vedere gli occhi a mandorla, eccoli qua. Al concorso di Miss Mondo vince la stupidità. La partecipante finlandese durante la kermesse in Thailandia osa farsi uno scatto mentre con le dita mima gli occhi a mandorla. Viene espulsa dalla manifestazione e privata del titolo nazionale. I politici woke la impallinano. Domanda: se avesse sfottuto i russi? Punto di domanda. E ditemi voi se non l'avete mai fatta anche voi questa cosa, gli occhi a mandorla. Dio mio, pure i cinesi adesso, che cacchio. È stata persino accusata di tradimento. Ma quanti di noi da bambini hanno scherzato con gesti simili? Non si può più scherzare, certo, non si può più dire finocchio, non si può più dire negretto, non si può più fare niente.
Potete chiamarmi se volete, questo lo potete ancora fare, forse. 0292 94 7222. Parlate voi. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, 2 cose volevo dirgli stamattina. Si prega i nostri ascoltatori di rileggere, secondo me, Oriana Fallaci per capire, signor Sammy, la follia della guerra. Seconda cosa, passo del palo in frasca, l'UNESCO per la cucina italiana, visto che in questi giorni siamo alimentati dalla cucina soprattutto. Allora, signor Sammy, la cucina italiana, che è patrimonio dell'UNESCO, niente di più vero, secondo me. Allora, è un riconoscimento alla cucina regionale italiana che grazie all'impegno di decine di migliaia di persone spazia, sempre secondo me, nell'arte del cibo e nel rispetto delle tradizioni, proponendo ricette storiche che sono custodite e tramandate dalle famiglie italiane. Ricette che tutti possono fare con ingredienti reperibili nelle nostre terre. Bene, però, signor Sammy, che in ogni trattoria o ristorante sia sempre presente una ricetta tradizionale e stagionale. Solo così, secondo me, il tempo darà ragione al mangiare bene e sano, mettendo al bando, dico io, le mode alimentari provenienti da altri paesi. Tutto qua, la saluto, buona giornata e buon fine settimana. Grazie, è un bellissimo appello che molti dei nostri ascoltatori accolgono, soprattutto a Carcare in provincia di Savona c'è un ristorante che si chiama Il Quadrifoglio, che so che mi ascolta. Proprio l'altro giorno è andata a trovare quelli del Quadrifoglio Annalisa, la cantante, che è di Carcare, ma guarda un po', mi hanno spedito la foto questi pazzoidi con l'Annalisa. È la tua ragazza? Ah, scusa, non capivo. Non so, portala qui un giorno, scusa Annalisa. L'epoca della satira corretta, ha pagato per la mia indipendenza, ho pagato per la mia indipendenza, è la frase di Enrico Montesano, oggi a pagina 25. Enrico Montesano sul quotidiano La Verità. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Infatti è sparito da tutte le televisioni, da tutti i media. Direi Vero, proprio di è sì. vero. Allora, intanto la signora Lisetta, dico che io e mia moglie stiamo rileggendo la Fallaci e mia moglie ha aperto gli occhi su tante cose. In questo momento stiamo rileggendo Inshallah, è illuminante. Allora, per quanto concerne il discorso legato alla guerra, tanti si lamentano del discorso delle pensioni, tanti si lamentano della sanità, giustamente, tanti si lamentano perché sono stati tolti dei miliardi che erano stati stanziati per il ponte. Ricordiamoci che tutto quello che viene tagliato dai vari dicasteri sono soldi che comunque sono in cassa allo Stato italiano e che il continuo sostegno all'Ucraina porta questo governo a toglierli dai dicasteri per sostenere Kiev. Noi siamo in una situazione, poi chiudo, dove praticamente l'Italia e anche i vari stati europei, per volere di un autocrate, perché stiamo parlando di un autocrate non diversa da Putin, la von der Leyen, ci impone di fare queste scelte. Quindi riflettiamo su questo e lo diciamo quando magari parliamo con i nostri amici o parenti di sinistra, che tutto quello che viene tolto ai cittadini europei ed italiani è perché lo vuole la von der Leyen. Ultima cosa, noi non siamo più forse in una situazione di libertà di espressione, quando, e questo lo dimostra anche il fatto che la ragazza che ha vinto Miss Finlandia, soltanto per aver fatto gli occhi a mandorla, un gesto semplicissimo che almeno una volta tutti quanti noi abbiamo fatto da bambini, non le ha praticamente tolto quello scettro. E più libertà di espressione negata di così, anche lo scherzo non si accetta più. Ciao Sammy, grazie. Grazie caro, è il motivo per cui noi siamo qui a Radio Libertà e non siamo a lavorare in Rai. Dai, gli ultimi 20 secondi, 10, sentiamo l'ultima chiamata se c'è. Pronto? Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Ciao, velocissimo. Ciao. Velocissimo. Finalmente il governo ci ha fatto il regalo a noi torinesi,
bellissimo regalo. Basta così, basta e avanza. Grazie ragazzi, io ritorno in onda alle 11. Adesso l'editoriale del direttore.